il procuratore distrettuale antimafia di Venezia ha dichiarato recentemente che le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno messo le mani sulle attività produttive del Nord e hanno numerosi interessi economici in Veneto. Soltanto negli ultimi 2 anni sono state messe in questa regione oltre 200 misure cautelari in materia di mafia. Nelle recenti sentenze di una settimana fa, più di 200 anni di carcere sono stati assegnati a imprenditori di questo territorio, e oggi a questo dramma legato alla stabile presenza delle organizzazioni criminali nella nostra regione si aggiunge la notizia che anche in questa regione sono presenti gravissimi fenomeni legati al caporalato, allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, che non agiscono soltanto nei settori della logistica e dell'agricoltura, ma che sembrano aver infiltrato anche ampi settori del manifatturiero. Ora, dentro questo quadro, io credo che la retorica della regione virtuosa, che sulla base di questa ipotesi continua ad ignorare questi fenomeni, è uno degli elementi che indebolisce in maniera strutturale il nostro sistema produttivo. Io credo che noi oggi dovremmo, anziché continuare a riempirci la bocca di quanto bravi sono gli imprenditori del Veneto, punto, se davvero abbiamo a cuore gli interessi degli imprenditori del Veneto, dovremmo investire per costruire le condizioni per cui l'illegalità, che sia di stampo mafioso o di altri reati, smetta di esercitare concorrenza sleale esattamente nei confronti degli imprenditori che fanno bene il loro mestiere in questa regione, e sono indubbiamente la stragrande maggioranza. Perché l'illegalità è proprio uno dei fattori che maggiormente incide non soltanto sui processi dello sviluppo economico, ma anche sulla coesione sociale e anche sulla democrazia. E fenomeni come quelli di cui abbiamo letto in questi giorni sui giornali hanno pesanti effetti distorsivi e producono pesanti inefficienze economiche, e la concorrenza sleale, non le tasse, sono i principali nemici delle nostre imprese. Allora avrei voluto sentire parole diverse in queste ore rispetto a ciò che abbiamo letto sui giornali, e cioè rispetto al fatto che nel nord del paese c'è un sistema radicato di sfruttamento della manodopera e dei diritti dei lavoratori. Allora io penso che se abbiamo a cuore davvero gli interessi degli imprenditori onesti e per bene, se davvero vogliamo sostenere l'imprenditorialità veneta laboriosa che fa il suo dovere, anziché strumentalizzare le parole di chi condanna fenomeni come quello del caporalato, dovremmo insieme condannare chi delinque e chi si mette concretamente a repentaglio chi lavora onestamente. Quindi io, con la proposizione di questo emendamento, vorrei sgombrare il campo davvero dalle strumentalizzazioni e dai facili equivoci e provare a costruire le condizioni perché davvero il modello economico e produttivo di questa regione torni ad essere competitivo e sia messo nelle condizioni di non dover avere a che fare con fenomeni criminali che certamente trovano in una regione come quella del Veneto terreno fertile proprio per la forte vocazione imprenditoriale di questo territorio, ma se non sono correttamente protetti e se questi fenomeni non sono immediatamente individuati e contrastati, rischiano davvero di costruire anche in questa regione un precedente pericoloso. Per fare questo servono sicuramente forze dell'ordine e magistratura, ma serve un impegno nuovo delle istituzioni, che appunto dovrebbero abbandonare la retorica del qui va tutto bene, paghiamo tante tasse, lavoriamo tanto, e dovrebbero finalmente acquisire un punto di vista oggettivo, ripeto, come stabilito dallo stesso procuratore distrettuale antimafia, e provare a mettere in campo azioni concrete per risolvere questo problema. Ovviamente servono risorse. So che su questo emendamento c'è un parere negativo, ma confido che su questo piano di discussione ci sia un impegno costante, concreto e immediato anche delle istituzioni regionali, ripeto, smettendo di nascondere la testa sotto la sabbia e affrontando finalmente un tema che è sempre più urgente, sempre più attuale anche in questa regione.